cestista sardo a un mondiale di basket in carrozzina, Hamburgo 2018, quindi praticamente ieri. Forza, abnegazione, coraggio e abilità. Quindi un applauso grandissimo. Grazie mille. Quante sfide, Innanzitutto vi ringrazio dell'invito. Diciamo che dopo un mondiale l'anno scorso ho giocato abbastanza da protagonisti, siamo usciti da un quarto di finale un po' inaspettato per mano di una squadra dove ci davano per favoriti, però questo è lo sport. Diciamo che l'amaro in bocca sono rientrato ieri dalla Polonia, dove abbiamo giocato un europeo, le prime 4 staccavano il passo per Tokyo, noi siamo arrivati quinti, quindi che dire, ci ritroveremo. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Perché ci siete andati molto vicini. Siamo andati molto vicini dopo che l'anno scorso al mondiale abbiamo vinto contro i campioni d'Europa in carica, la Turchia, abbastanza facilmente. Forse l'inesperienza di un gruppo giovane quest'anno con un biglietto così importante da staccare ha pagato. Però una cosa è certa, siamo abituati a cadere, ci rialzeremo sicuramente. Grazie, grazie per Allora torna